Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nelle ultime catechesi abbiamo parlato della famiglia che vive le fragilità della condizione umana, la povertà, la malattia, la morte. Oggi invece riflettiamo sulle ferite che si aprono proprio all'interno della convivenza familiare, quando cioè nella famiglia stessa ci si fa del male, la cosa più brutta. Sappiamo bene che in nessuna storia familiare mancano i momenti in cui l'intimità degli affetti più cari viene offesa dal comportamento dei suoi membri. Parole, azioni e omissioni che invece di esprimere amore lo sottraggono o peggio ancora lo mortificano. Quando queste ferite, che sono ancora irrimediabili, vengono trascurate, si aggravano, si trasformano in prepotenza, ostilità, disprezzo e a quel punto possono diventare lacerazioni profonde che dividono marito e moglie e inducono a cercare altrove comprensione, sostegno e consolazione. Ma spesso questi sostegni non pensano al bene della famiglia. Lo svuotamento dell'amore coniugale diffonde risentimento nelle relazioni e spesso la disgregazione frana addosso ai figli. Ecco, i figli. Vorrei soffermarmi un po' su questo punto. Nonostante la nostra sensibilità apparentemente evoluta e tutte le nostre raffinate analisi psicologiche, mi domando se non ci siamo anestetizzati anche rispetto alle ferite dell'anima dei bambini. Quanto più si cerca di compensare con regali e merendine, tanto più si perde il senso delle ferite più dolorose e profonde dell'anima. Parliamo molto di disturbi comportamentali, di salute psichica, di benessere del bambino, di ansia dei genitori e dei figli. Ma sappiamo ancora che cosa è una ferita dell'anima? Sentiamo il peso della montagna che scaccia l'anima di un bambino nelle famiglie in cui ci si tratta male e ci si fa del male fino a spezzare il legame della fedeltà coniugale? Quale peso ha nelle nostre scelte? Scelte sbagliate, per esempio. Quanto peso ha l'anima dei bambini? Quando gli adulti perdono la testa, quando ognuno pensa a se stesso solamente, quando papà e mamma si fanno del male, l'anima dei bambini soffre molto, prova un senso di disperazione e sono ferite che lasciano il segno per tutta la vita. Nella famiglia tutto è legato assieme. Quando la sua anima è ferita in qualche punto,
l'inflezione contagia tutti e quando un uomo e una donna che si sono impegnati ad essere una sola carne e a formare una famiglia pensano ossessivamente alle proprie esigenze di libertà e di gratificazione, questa distorsione intacca profondamente il cuore e la vita dei figli. Tante volte i bambini si nascondono per pregare, per piangere da soli, tante volte. Dobbiamo capire bene questo. Marito e moglie sono una sola carne, ma le loro creature sono carne della loro carne. Se pensiamo alla durezza con cui Gesù ammonisce gli adulti a non scandalizzare i piccoli, abbiamo sentito il passo del Vangelo, possiamo comprendere meglio anche la sua parola sulla grave responsabilità di custodire il legame coniugale che dà inizio alla famiglia umana. Quando l'uomo e la donna sono diventati una sola carne, tutte le ferite e tutti gli abbandoni del papà e della mamma incidono nella carne viva dei figli. È vero, d'altra parte, che ci sono casi in cui la separazione è inevitabile. A volte può diventare persino moralmente necessaria, quando appunto si tratta di sottrarre il coniuge più debole o i figli piccoli alle ferite più gravi causate dalla prepotenza e dalla violenza, dall'avvilimento e dallo sfruttamento, dall'estraneità e dall'indifferenza. Non mancano, grazie a Dio, coloro che sostenuti dalla fede e dall'amore per i figli testimoniano la loro fedeltà ad un legame nel quale hanno creduto, per quanto appaia impossibile farlo rivivere. Non tutti i separati però sentono questa vocazione. Non tutti riconoscono nella solitudine un appello del Signore rivolto a loro. Attorno a noi troviamo diverse famiglie in situazioni cosiddette irregolari. A me non piace questa parola. E ci poniamo molti interrogativi. Come aiutarle? Come accompagnarle? Come accompagnare perché i bambini non diventino ostaggi o del papà o della mamma. Chiediamo al Signore una fede grande per guardare la realtà con lo sguardo di Dio e una grande carità per accostare le persone con il suo cuore misericordioso.